59enne veneziano sceglie di morire in una clinica svizzera dopo 40 anni di paralisi a causa di un incidente. E il quarto veneto a scegliere l'eutanasia all'estero. Nel suo memoriale ha scritto: amo la vita, ora è il momento. Una comunità sotto shock per la morte del bimbo di 4 anni travolto e schiacciato dall'armadio in cameretta. Il paese di Marcon si stringe intorno alla famiglia, poteva succedere a chiunque. Primo dei 3 giorni dell'Assemblea Nazionale dell'ANCI a Vicenza, il Presidente della Repubblica Mattarella incontra i sindaci, il governatore Zaia e i nostri amministratori hanno bisogno di autonomia. Cade la Robigna, 9 indagati nell'inchiesta sulla fattoria sociale per disabili diventata una birreria. L'ex assessore Remo Sernagiotto si difende: ho fiducia nella magistratura e dimostrerò subito la mia totale estraneità ai fatti. Madre e figlio nomadi arrestati a Mestre per aver perseguitato una dottoressa con richieste di denaro e minacce. Avevano finto una gravidanza e un aborto, accusandola di aver danneggiato il feto inesistente. Individuato il pirata della strada che a Sarego ha travolto ed ucciso un 53enne ciclista. Si tratta di un 39enne di Lonigo, è stato denunciato. Ti cerco, amore, l'accorato appello su Facebook di una donna friulana che dopo 43 anni cerca il figlio partorito all'ospedale di Padova. Fu obbligata dai genitori ad abbandonarlo. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneta dei nostri telegiornali, che questa sera si apre con il toccante messaggio d'addio per Loris Bertocco, veneziano di Fiesso d'Artico, che ha scelto di morire in una clinica svizzera. Storico militante dei Verdi, ha voluto dare al suo gesto anche il senso di un appello perché l'Italia approvi una legge sul fine vita. Tutti i particolari di questa storia nel nostro servizio d'apertura. Ora è arrivato il momento. Porto con me l'amore che ho ricevuto e la speranza di scuotere un po' di coscienze per essere di aiuto alle tante persone che stanno affrontando ogni giorno un vero e proprio calvario. Sono le ultime parole lasciate da Loris Bertocco, 59enne di Fiesso d'Artico, che ha scelto di terminare la sua vita in una clinica di Zurigo. A 19 anni, nel 1977, era rimasto paralizzato in un incidente stradale quando un'auto lo aveva investito mentre in motorino andava a tenere un corso di musica. Nel tempo le lesioni gravissime subite ne avevano peggiorato la condizione, aggravata da una progressiva perdita della vista che lo aveva infine reso cieco. Animatore culturale fin da ragazzo, per decenni aveva condotto trasmissioni nelle radio libere venete. Era stato tra i fondatori dei Verdi Italiani e non aveva mai smesso di partecipare alle lotte contro il nucleare e i mutamenti climatici, per la pace e per i diritti delle persone disabili. Fino alla fine non ha voluto abbandonare il suo impegno civile, lasciando a tutti un ultimo messaggio. Avrei voluto che fosse il mio paese, l'Italia, a garantirmi la possibilità di morire dignitosamente, ha scritto. Invece devo cercare altrove quest'ultima possibilità. Non lo trovo giusto. Il mio appello è che si approvi al più presto una buona legge sull'accompagnamento alla morte volontaria, perché fino all'ultimo la vita va rispettata e garantita nella sua dignità. A dare notizia della sua fine i compagni di lotte politiche Gianfranco Bettina e Luana Zanella. Avremmo voluto averlo con noi ancora a lungo, commentano. Lui però desiderava la pace che spetta alle persone giuste e vitali, ma ormai troppo stanche e sofferenti. Facciamo dunque quello che ci ha chiesto di fare, con tutto il dolore e l'amicizia che abbiamo. Restiamo in provincia di Venezia con la tragedia che si è consumata a Marcon. Non ce l'ha fatta il bimbo di 4 anni, travolto da un armadio mentre giocava nella sua casa. Non ci sono parole, per queste cose no. Difficile trovare parole all'indomani della tragedia che ha colpito la famiglia Tassan. Lunedì verso le 19:30, durante i festeggiamenti per il compleanno della mamma, nell'appartamento di Via Piave a Marcon dove vivono, il figlio di 4 anni Nicolò è stato travolto dall'armadio alto circa 2 metri che si trovava in camera da letto. Forse voleva arrampicarsi su un'anta dopo averla aperta o prendere qualcosa. Forse l'armadio non era fissato alla parete. Tutte ipotesi da chiarire. Immediato l'allarme lanciato dalla mamma quando si è trovata di fronte a questa terribile scena. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Il bimbo è apparso subito in gravi condizioni, per questo è stato intubato. Poi il trasporto d'urgenza all'ospedale Cafoncello di Treviso, dove è stato ricoverato nel reparto di chirurgia pediatrica. Ma nonostante gli sforzi dei medici che si erano riservati la prognosi, martedì mattina poco prima dell'alba si è spento. Nell'abitazione di Via Piave si sono recati anche i carabinieri di Mestre per effettuare un sopralluogo con i rilievi del caso. La notizia ha sconvolto il paese, dove i genitori sono conosciuti e stimati. Come si fa a stare o a essere insensibili, specialmente quando è un bambino
è a casa, che è il posto più sicuro. Una fatalità, un caso, anche perché io li conosco tutti quanti, è tutta gente normale, tranquilla, gente che lavora. In tanti si sono stretti intorno al dolore del papà, 45enne, dipendente di un'azienda specializzata in spedizioni, della mamma che lavora a Venezia nel settore del vetro e del fratello a cui deve ancora essere comunicato quanto accaduto, e così ai compagni di classe. Proprio per capire come accompagnare i bambini in questo doloroso passaggio si è tenuto un incontro a scuola tra insegnanti e genitori, come racconta una mamma. Ci siamo parlate ieri sera e ci abbiamo detto appunto che era meglio aspettare e sentire magari cosa diceva anche la maestra, di non dire niente ai bambini perché sì, preferiamo che sia magari loro. Ancora da decidere la data dei funerali. Probabilmente il pubblico ministero potrebbe decidere di disporre l'autopsia sul corpicino per fugare ogni dubbio. Voltiamo pagina, andiamo a Vicenza dove oggi è iniziato il primo dei 3 giorni di Assemblea Nazionale dell'ANCI, presente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha incontrato i sindaci. Intanto il governatore Zaia ha detto che i nostri amministratori hanno bisogno di autonomia. Ecco il Presidente della Repubblica Italiana. Sergio Mattarella arriva come la Merkel su un'auto tedesca con puntualità teutonica. Sono le 4 del pomeriggio quando la più alta carica istituzionale del Paese apre i lavori della 34esima Assemblea dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, che viene inaugurata a Vicenza sotto il segno dell'autonomia. Autonomia dei conti che i sindaci chiedono con forza, a cominciare dal padrone di casa, Achille Variati. Si sta rivendicando ciò che la Costituzione consente di rivendicare, maggiore autonomia. Zaia sa che noi sindaci siamo con lui, io sono con lui, ma sa che i sindaci portano una fascia tricolore. Quindi mai potremmo essere spinti verso qualcosa che non appartenga all'unità del Paese. I sindaci sono con il Presidente del Veneto, Luca Zaia, e Luca Zaia è con i sindaci. E questo proprio alla vigilia del referendum per l'autonomia. Ma hanno ragione i sindaci, fra l'altro ringrazio l'ANCI del Veneto che ha saputo con molta coerenza affrontare il tema del referendum. La mia idea di regione autonoma è quella di una regione che ha le 23 competenze e che delega tutto poi agli enti locali. Non a caso l'85% dei cittadini dice che il suo sindaco dovrebbe avere più poteri. Più poteri, ed è quello che i sindaci di tutto il Paese chiedono con insistenza. Questo è un Paese che vuole e deve cambiare pelle e l'Assemblea ANCI di Vicenza diventa uno spartiacque tra il passato e il futuro. Quello che succederà lo vedremo solo vivendo. E il Presidente Mattarella ha sottolineato l'importanza dei comuni, ha detto gli 8.000 comuni sono il tessuto connettivo della nostra Repubblica, dal più grande al più piccolo, hanno tutti la medesima dignità, rappresentano nel loro insieme le differenti esperienze presenti nel Paese e la vocazione all'unità. So bene, ha aggiunto Mattarella, che occorrono programmi mirati, investimenti ben selezionati, più investimenti di quanto non abbiano consentito in questi anni i limiti di bilancio a causa di una crisi economico-finanziaria di eccezionale gravità e durata, dalla quale siamo finalmente usciti. Scandalo di Ca' della Robinia, dove al posto di una fattoria sociale per disabili venne aperta una birreria, grazie a fondi erogati dalla Regione per progetti sociali. 9 gli indagati, tra questi anche l'ex assessore Remo Sernagiotto. Una birreria al posto di una fattoria sociale per disabili, realizzata con un finanziamento regionale destinato all'aiuto di persone svantaggiate. Scandalo dell'ex Disco Palace a Nervesa della Battaglia. La Procura di Treviso ha chiuso l'inchiesta su Ca' della Robinia e tra i 9 indagati c'è anche l'ex assessore regionale, oggi europarlamentare, Remo Sernagiotto, che secondo l'accusa, assieme all'allora dirigente dei servizi sociali della regione, Mario Modolo, promosse e finanziò il progetto con 3.400.000 euro. Il caso esplose nella primavera del 2015, quando si scoprì che nello stabile dell'ex Disco Palace era stata aperta una birreria, laddove invece doveva sorgere la fattoria sociale, per la quale è stato conferito un finanziamento da parte della Regione Veneto. I soldi poi sono stati distratti, diciamo, a fine propri, sostanzialmente per comprare l'immobile, e poi non è stato realizzato quello che doveva essere realizzato secondo il piano e il progetto inviato alla Regione.
Fu la presidente della società Ca' della Robinia, Bruna Milanese, anch'ella indagata assieme ai figli, a Giancarlo Baldissin, proprietario della discoteca, a 2 consiglieri della società e al consulente finanziario della stessa, a raccontare agli inquirenti che Sernagiotto le consigliò di creare la cooperativa e l'ex dirigente regionale le suggerì di acquistare la discoteca. Le accuse mosse a vario titolo agli indagati vanno dalla truffa aggravata, ma anche per Modolo, Baldissin e Sernagiotto, la corruzione. È stata contestata come ipotesi di accusa anche quella di corruzione in relazione al denaro che lo stesso avrebbe ricevuto per favorire questo finanziamento, appunto poi non approdato alle finalità per le quali era stato previsto e concesso. La parola ora passa alle difese degli indagati, dopodiché la procura potrà chiedere al giudice il rinvio a giudizio. Nel frattempo Remo Sernagiotto si dichiara totalmente estraneo ai fatti contestati. Chiederò subito agli inquirenti di ascoltarmi, ho fiducia negli inquirenti, perciò io non ho nulla, male non fare, paura non avere, io non ho fatto nulla di male, tutti i miei atti sono trasparenti e chiari, è giusto che la magistratura faccia il suo corso e io farò il mio difendendomi, avendo grande fiducia nella magistratura, e dimostrerò che la mia totale estraneità alla corruzione. Ha ricevuto questa mattina l'avviso di chiusura indagini. Remo Sernagiotto si dice sereno e pronto a presentarsi davanti agli inquirenti per chiarire la sua estraneità ai reati che gli vengono contestati: truffa e corruzione nello scandalo dei fondi destinati ai disabili e finiti ad una birreria. La corruzione in particolare, secondo l'accusa, sarebbe confermata da alcuni assegni che Giancarlo Baldissin, allora proprietario del Disco Palace, ma anche presidente e poi consigliere di Ca' della Robinia, avrebbe staccato a favore di una società immobiliare della quale Sernagiotto era socio e amministratore. Sarebbero stati degli assegni versati sulla società per la quale aveva delle quote e di cui era amministratore, e anche questo, nel momento in cui lui ha saputo e ha letto di questa contestazione, è rimasto molto sorpreso, perché sarebbe uno dei pochi casi in cui una ipotesi di corruzione venga effettuata materialmente con un pagamento riscontrabile all'interno di una società dove peraltro ci sono centinaia di soci. Continuiamo con la cronaca. Ha un nome e un cognome, il pirata della strada che ha investito il 53enne ciclista Francesco Fortunato. L'uomo è poi deceduto. Si tratta di un cuoco di 39 anni. A lui i carabinieri sono arrivati dopo 3 giorni di serrate indagini. La tragedia si era consumata a Sarego, nel Vicentino. 39 anni di professione cuoco in un locale a Vicenza. È lui il pirata della strada che venerdì scorso a Sarego ha investito il 53enne Francesco Fortunato, scappando, lasciando l'uomo per terra privo di vita. Ad incastrarlo la sua stessa auto, una Fiat Punto Evo, e un video di una telecamera. Sono bastati 3 giorni di indagini serrate, ma alla fine i carabinieri lo hanno scovato. I militari hanno visionato centinaia di filmati dei targa system, delle telecamere di videosorveglianza del territorio di strutture private. Proprio quella di un supermercato lungo la strada della tragedia è stata la chiave di volta. Ha dato anche un orario a questo crimine, quindi da lì siamo partiti a tamburo battente per cercare il responsabile. Telecamere che ha anche immortalato quelle che erano le auto che in quell'arco orario incriminato sono passate lungo quella strada. L'attenzione dei militari si è concentrata su una Fiat Punto Evo, peccato che sul territorio ve ne siano svariate centinaia, che i carabinieri hanno controllato una ad una fino ad individuare quella giusta all'esterno di un bar della zona. Aveva il fanalino rotto, il cofano ammaccato. Fermato il proprietario, il 39enne cuoco inizialmente ha cercato di negare, ma poi di fronte alle evidenze non gli è rimasto che confessare. Si è sentito in colpa, molto dispiaciuto per quanto accaduto e senza il coraggio di ammettere immediatamente quanto successo. L'uomo è stato denunciato a piede libero e dovrà rispondere dei reati di omicidio stradale e omissione di soccorso. Lavoro assiduo, meticoloso, congiunto del nucleo operativo radiomobile della compagnia con la stazione di Lonigo, che ha permesso proprio di arrivare in poche ore alla risoluzione del caso.
Mia sorella può essere solo qui. C'era anche Paolo Noventa ad assistere per tutto il giorno alle ricerche del corpo della sorella Isabella. Il casolare di Freddy Sorgato a Noventa Padovana, la polizia è tornata con i cani molecolari e con nuovissime attrezzature. È uno dei posti dove ci credo ancora che sia qui. Altrimenti ne ho provate tante, comunque non smetterò comunque. La speranza, forse l'ultima, ci crede Paolo, il fratello di Isabella, che per tutto il giorno ha seguito le operazioni della polizia nel casolare di Freddy Sorgato in via Polati a Noventa Padovana. Un ingente dispiegamento di nuclei specializzati della Polizia di Stato coordinati dalla squadra mobile, i cani molecolari arrivati dalla Questura di Palermo e dalla Polizia di Frontiera di Milano, un georadar del Servizio di Polizia Scientifica di Roma. Fiutano il terreno i cani con i loro conduttori, appena necessario entrerà in funzione anche questa sofisticata attrezzatura. Il georadar mette in evidenza le anomalie del sottosuolo e laddove poi ci sono le indicazioni di doverlo impiegare lo passeremo e valutiamo poi i risultati. Questo casolare era stato uno dei primi posti dove la polizia aveva cercato il corpo di Isabella, da lì poi si erano spostati lungo il Brenta, poche ore fa la svolta. Evidentemente non sono stati solo i miei appelli ma anche qualche dato in più che hanno avuto per arrivare con questa forza. Forse un'intercettazione in carcere di Freddy che sarebbe tornato a parlare del casolare, per ora nessuna indiscrezione dagli investigatori. Il fratello intanto continua a cercare la verità. Io continuo a cercare di capire tante cose, l'obiettivo primario è quello di portare a casa il corpo a mia madre. Lei sente qualcosa qui, forse c'è davvero sua sorella, lo sente in qualche modo? Io sì, ci ho sempre creduto che qui fosse stata sepolta. Madre e figlio nomadi in arresto per aver perseguitato un medico di base del Milanese con continue richieste di denaro accompagnate da minacce. È durato alcuni mesi l'incubo per una dottoressa di 47 anni del Milanese, perseguitata da una banda di nomadi che le hanno estorto denaro in decine di occasioni. Circa 40.000 euro il totale dei soldi consegnati dalla donna prima di trovare il coraggio per denunciare la banda ai carabinieri. I diversi componenti della famiglia di nomadi si erano presentati varie volte nel suo studio di medico di base, inizialmente per chiedere l'elemosina. Poi la messa in scena che ha dato inizio alle sempre più pressanti richieste di denaro, anche tramite la mediazione di un falso avvocato. Avevano prospettato che una delle donne che frequentava lo studio avesse avuto un aborto in conseguenza di un litigio, cosa che in realtà non era stato, e con questa scusa poi nel tempo avevano avanzato delle richieste mascherate come risarcimento, che poi sono trasformate in vere e proprie minacce per avere dazioni di denaro anche di ingente valore. Per un misto di paura e compassione la dottoressa si è prestata al gioco dei persecutori fino a quando, sull'orlo della rovina economica, si è rivolta ai militari della compagnia di Mestre ed è scattata la trappola. Rispondendo all'ennesima richiesta dei nomadi, la donna ha lasciato 1.900 euro in contanti in una cabina telefonica. Quando gli estorsori sono arrivati per ritirarli, hanno trovato ad attenderli i carabinieri. In manette Natascia Pesce, 38enne con precedenti per reati contro il patrimonio, e suo figlio Sean Marley Guarda, 18enne incensurato. È il momento di fermarci per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con le notizie dal Veneto. Annuncio a sorpresa del sindaco di Padova Sergio Giordani sull'ospedale. Entro fine mese, ha detto, mostro il progetto a Zaia. Derivano da un'idea. Questo è un mese. Progetto schematico di prefabbilità con suddivisione in fase funzionale. Esce dalla conferenza stampa, rientra dopo un paio di minuti e a sorpresa svela alcuni dettagli del progetto dell'ospedale. Un progetto nuovo sul sito attuale, vuole che sia chiamato così il sindaco Sergio Giordani. Ci sono 4 tecnici al lavoro, entro fine ottobre, dice, lo consegnerò a Luca Zaia. L'annuncio arriva mentre la provincia rilancia l'area dell'ospedale ai Colli, una soluzione che non dispiace nemmeno al rettore Rosario Rizzuto. Il mio obiettivo è che i padovani abbiano l'ospedale, obiettivo numero 1. Obiettivo numero 2, sono convinto di quello che sto facendo?
Se poi qualcuno mi dimostra, mi fa capire che non va bene quello che sto facendo, per carità faccio un passo indietro, non sono stupido, non voglio decido io, assolutamente, voglio che decida insieme a tutti quanti. Un progetto con 1.400 posti letto e 2.100 posti auto in silos, spiega Giordani. I lavori dureranno dai 7 ai 10 anni, poi ci sarà un tram di superficie che passerà sotto l'ospedale che servirà agli utenti. Le dichiarazioni di Giordani arrivano dopo che il governatore Zaia aveva parlato di un risparmio di 50 milioni di euro utilizzando l'area di Padova Est. Per partire poi il progetto del sindaco deve passare per un lungo iter che precede l'accordo di programma. Una storia che si era ripetuta in passato anche con la precedente amministrazione che da Padova Ovest aveva ripiegato sul progetto di San Lazzaro. Insomma, i tempi potrebbero essere tutt'altro che brevi, visto che si ripartirebbe da capo. Intanto anche Zaia, dopo le dichiarazioni a sorpresa di Giordani, risponde così: se il sindaco ha un progetto convocherò quanto prima il tavolo istituzionale per valutare gli atti. Tutti abbiamo fatto valutare dai tecnici l'ipotesi nuovo su vecchio e i tecnici l'hanno sempre espressamente scartata, conclude Zaia. Il Consiglio regionale del Veneto ha deliberato di ritenere meritevole di prosecuzione l'iter legislativo sui progetti di legge per l'istituzione del nuovo comune denominato Quattro Ville, mediante fusione dei comuni di Saletto, Santa Margherita d'Adige, Megliadino San Fidenzio e Megliadino San Vitale della provincia di Padova e del nuovo comune denominato Barbarano Mossano, mediante fusione dei comuni di Barbarano Vicentino e Mossano della provincia di Vicenza. A seguito dell'approvazione, la Giunta regionale procederà all'indizione dei referendum consultivi delle popolazioni interessate che avranno luogo, sentite le amministrazioni comunali coinvolte, entro la fine del 2017. E adesso parliamo di un appello fatto tramite Facebook da una donna friulana che dopo 43 anni cerca il figlio partorito all'ospedale di Padova. La donna ha scritto: "Ti cerco, amore". Lo ha partorito in un caldo agosto nella clinica ostetrica dell'ospedale di Padova, lontano dagli occhi indiscreti di un paese piccolo come il suo, Zoppola, nel Pordenonese. A 43 anni di distanza Maria Cristina Zilli, che ora vive a San Vito a Tagliamento, lo cerca disperatamente. Madre di altri 2 figli, porta nel cuore la ferita per aver lasciato il primogenito, un maschietto frutto di un amore giovanile con un militare. Dopo il parto uno sguardo veloce, poi il bambino venne affidato a un orfanotrofio. Le prime ricerche sono state vane, adesso la decisione di affidarsi ai social con un messaggio breve: "Mi chiamo Maria Cristina Zilli, ti cerco, amore". Torna stasera l'appuntamento con 20:10, ospite in studio Stefano Busolin, presidente di Ascotrade. Per questa edizione del Veneto è tutto, vi lascio come di consueto le previsioni meteo, grazie per averci seguito, buona serata a tutti. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Alta pressione sull'Italia e dunque bel tempo sulle nostre regioni e clima molto mite. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto ancora una giornata con tempo asciutto e con ampio soleggiamento, salvo locali nebbie mattutine sulle pianure centro-orientali, ma poi in rapido dissolvimento. Temperature massime che saranno attese tra i 19 e i 23 gradi, minime invece che si attesteranno sui 12-15 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Nuvolosità sparsa un po' su tutti i settori, ma tempo asciutto e in prevalenza soleggiato, qualche foschia o nebbia mattutina sulle valli alpine. Le temperature massime saranno attese tra i 20 e i 22 gradi, minime sui 14-16 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui tanto sole e bel tempo su tutta la regione, possibili un po' di nubi sparse soltanto sui rilievi nord-orientali del Trentino. Le temperature risultano essere in aumento con valori massimi sui 23-27 gradi, minime sugli 11-12 gradi circa. Il mare sarà generalmente quasi calmo e venti deboli da sud-est. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.